Una rivoluzionaria politica economica che porterà benefici all'intero comparto turistico. Si annuncia così il revenue management, la nuova politica tariffaria volta a massimizzare i ricavi delle strutture ricettive, argomento al centro del seminario organizzato da Federalberghi Agrigento in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi. Per Gaetano Pendolino, amministratore del distretto turistico, si tratta di un'importante opportunità di sviluppo per il territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento. Questa è un'occasione per stare dietro e stare al passo coi tempi, perché le tecniche di revenue management sono in continua evoluzione, seguono quelle che sono le dinamiche dei mercati turistici globali, e quindi naturalmente questa occasione, l'occasione di fare questo seminario grazie al Francograsso Revenue Team, serve proprio per trovare nuove soluzioni ed essere proprio al passo con i mercati turistici. Un'occasione dunque per ribadire l'importanza del revenue management come politica tariffaria dinamica volta a massimizzare i ricavi degli hotel e di tutte le altre strutture ricettive, un sistema vincente per ottimizzare l'occupazione, aumentare la visibilità online e soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente e in continua evoluzione. E noi ci occupiamo di affiancare le aziende turistiche italiane e anche estere nel cercare qual è la combinazione di tutti quanti i fattori per arrivare al risultato migliore possibile. Il vostro contesto è quello migliore possibile perché è destinazione turistica vera e propria, quindi ha di fronte un mercato teoricamente illimitato. Bisogna soltanto far sì che la barriera che avete si apra e faccia arrivare tutto il mondo, perché è quello che vuole.